E dopo questo servizio la linea va in Veneto al collega Paolo Zeriali per notizie e aggiornamenti relativi all'Alto Adriatico. Grazie alla collega Anastasi, buonasera a tutti dalla redazione Alto Adriatico. Allora, gli ospiti di oggi sono l'assessore della provincia di Venezia Giacomo Gasparotto e Alex Lucchese del Movimento 5 Stelle di Treviso. L'altra buona notizia invece forse arriva dal fronte delle scuole. Che sì, diciamo competenza... questo, visto che sono competente, sono l'assessore edilizia scolastica e stiamo parlando a Portogruaro, devo dire che abbiamo deliberato proprio circa una decina di giorni fa il progetto definitivo per il completamento e strutturare il blocco B del Nievo, quindi del 25 aprile del liceo scientifico di Portogruaro. È una promessa che la provincia aveva fatto alcuni mesi fa in occasione proprio di un incontro tra le due giunte provinciali e la giunta comunale di Portogruaro, diciamo promessa che è stata fatta. Abbiamo assunto mutui e non è facile in questo momento qua assumere mutui, e soprattutto abbiamo investito risorse nella zona secondo me importante che è il portoghese, ma anche nella zona di confine. Insomma, ricordiamoci sempre che noi siamo a confine con la regione Friuli Venezia Giulia, con le problematiche che tutti conosciamo. Bene, torniamo invece ringraziando ovviamente l'assessore Gasparotto.